Abbiamo con noi il presidente della Bomberoni, complimenti, buonasera. Arrivava questa Tinkenware dall'onda lunga campionato, non gli avete lasciato nemmeno le briciole. Sì, hanno iniziato meglio loro e poi dopo quando invece abbiamo iniziato a giocare noi abbiamo preso sotto il vento e abbiamo spazzati via. E dire che arrivavate da due brutti pareggi, sarà stata la musichetta della Champions a darvi una scossa? Sì, senza dubbio, quest'anno la Champions dopo la vittoria del campionato l'anno scorso è l'obiettivo principale. Due pareggi in campionato, col Pucci abbiamo giocato male, non commento più il campo del San Paolo con la Scuniziaria perché è scandaloso. Andiamo domenica, big match della quinta giornata, per somma punti è quello, e dunque dica un po' con Astemio cosa prevede. Sì, Astemio ha iniziato molto bene, dopo che l'anno scorso invece ha retrocesso. Sarà una partita difficile, noi vogliamo lottare su tutti i fronti, quindi cercare di tenere la classifica corta, andiamo là e ce la giochiamo. Bene, ringraziamo il presidente, buonasera e a voi studio.